Grazie e benvenuti a questa nuova edizione di Mille Voci 2016, ma in particolare a quest'angolo, a questo mio angolo Canzoni d'autore, che per il secondo anno ritorna qui, su questo palcoscenico e su queste televisioni. Nei miei progetti futuri c'è uno spettacolo che si chiama Spasso per Roma ed è uno spettacolo romano. Io sono nato e vivo a Roma. Roma è una città che adoro e ce l'ho dentro veramente in tutto, anche quando scrivo le canzoni, anche sempre. Roma è dentro di me in tutti i minuti. E così ho detto, ma perché non scriviamo qualcosa su Roma? E così ho chiamato questo mio amico che si chiama Marco Pedriaggi, che è un grandissimo musicista, un grandissimo arrangiatore, un produttore, eccetera, e ci siamo inventati questa commedia, nella quale abbiamo inserito tanti personaggi. Intanto presento Marco Pedriaggi. Eccolo qua. Grazie. E questa è la storia di questi due amici ai quali una donna, che poi lei sarà Francesca Nunzi, che è un'attrice romana bellissima e bravissima, che molti di voi già conosceranno, e ai quali questa ragazza dà un appuntamento a entrambi. E dà un appuntamento a entrambi, e che succede? Che dà una buca a tutti e due. Infatti loro due si incontrano al famoso bar di Roma, Bar della Buca, e così nasce questa passeggiata per Roma. E loro a questa donna, e loro sono veramente follemente innamorati a questa donna, e così durante questo tragitto le dedicano una canzone che si intitola Roma che dorme, e ve la facciamo ascoltare. Mi sveglio una mattina de buon'ora, sto solo marzo e me strofino l'occhi, ma faccio alla finestra e un'aria fina mi soffia in faccia e me lo fa vedere. Roma che dorme, ma io sto sveglio e non mi sta a sentire. Ma amore mio, se stassi qui sarebbe uno spettacolo, ma solo io lo sto a guardare, solo io non ci so stare. Ne manchi e Roma dorme, non si accorge e spreca sto miracolo per me. C'è il fresco ruffianello che ci stringeva insieme, come se ci volesse far baciare. Ste nuvole, sti detti che stanno stretti, mi pare noi due da tanto tempo fa. Roma, tu dormi, e io sto sveglio e non mi stai a sentire. Ma amore mio, se stassi qui sarebbe uno spettacolo, ma solo io lo sto a guardare, solo io non sceso sta. Amore mio, che sto a aspettare, tanto non ritorni. Per questo Roma non si può svegliare, non si può svegliare, non si può svegliare. Grazie. Grazie. A Spasso per Roma, questa commedia
oltre che da Francesca Nunzi, che avremo ospite nelle prossime puntate qui da noi a Canzoni d'autore, a Spasso per Roma, oltre a Francesca, conta e annovera altri personaggi. Uno gira con noi per Roma e noi lo abbiamo soprannominato dentro la commedia Mandolino. Dai a mandolini, perché questa commedia, essendo in romanesco, chiaramente noi parliamo un romanesco molto accentuato. Piccato accento parigino. Al 100%, come si dice. E lui si chiama Giuseppe Leoni Mandolino. Eccolo qua. Eccolo. Grande caratterista, oltre che essere un grande mandolista, violinista e pianista. E poi c'è al contrabbasso Vezio Bacci. Che non è detto contrabbasso. No, non è detto contrabbasso, però non è detto. Allora, a questo punto della commedia, verso metà, succede che noi passiamo sotto casa di Marco, che è separato da una donna da tanti anni, e come succede a tutte le persone che hanno una separazione, per passare gli alimenti e lasciare la casa alla moglie, lui non se la passa tanto bene. Allora, come 15 anni prima, torniamo sotto casa di questa donna a farle una serenata. Io canto Nina se voi dormite e poi lui gliene canta 4 alla moglie, ex moglie. D'esta nottata piena de dolcezze, pare che non esistano i dolori, c'è un venticello come una carezza, smuove le fronde e fa baciare i fiori. Nina se voi dormite, sognate che io vi bacio e va dorci scherzando, cantando adagio adagio, profumo dei fiori che me confonde col canto mio se sperde tra le fronde. Guarda un po'. E che guardo, lo so dove stiamo. Guarda dove siamo arrivati, va. Sotto casa di tua moglie. Ex moglie. E vabbè, ex moglie. Ti ricordi 15 anni fa? Ma hai telefonato alle 2 di notte, oh, scendi, andiamo a fare la serenata a Nina per sposartela. E qua me la so pure sposata. Tu moglie. Ex. E vabbè, ex moglie. Senti un po', ma certo che ti sei messo proprio male, Non c'ho più una lira, ma non c'è più un euro con sti mantenimenti. Guarda che casa che gli hai lasciato, guarda, tu abiti in un bugigattolo di 1 metro quadrato, e guarda che casa che c'ha tua moglie. Non è mia moglie, ex moglie, t'ho detto. Ex moglie. Senti una cosa, ma gli vuoi dire qualcosa, visto che abbiamo c'ho fatto tante cose da dire che mi sono rimaste qua. Guarda quel balcone. Manca la riverniciata. Manca la riverniciata. Tirchia come te tua moglie, guarda. Ex moglie. Vabbè, ex moglie. Senti, ma che dici? Dico qualche cosa. Dai, digliela. A reggere sta chitarra. E come faccio? Oh, ma questa la chitarra che ti ha regalato tua moglie. Ex moglie. Dai, butta lì, canta. Senti, io ce l'ho scritta. Vai. Anina, ma vuoi sapere come va a finire sta serenata? Che è tanto tempo che mi è rimasta in gola e non è più quella di una volta che te la ricanta ancora, no, questa è diversa e c'ha un finale duro. Finisce così, che io smetto di dare la testa al muro e tu Nina, ma vattene a Nina, se voi dormite sognate che io vi bacio e va dorci scherzando, cantando adagio adagio, profumo dei fiori
che ve confonde col canto mio se sperde tra le fronde. Dai, andiamo via Marco, prendi la chitarra e andiamo. E questo è un pezzettino di Spasso per Roma. E loro sono il gruppo di A Spasso per Roma. Li ripresento perché c'è Vezio Bacci al contrabbasso, Giuseppe Leoni al mandolino, Marco Pedriaggi alla chitarra, al recitato, al cantato e alla scrittura insieme a me, Stefano Borgia. Grazie Marco della precisione. E ci vediamo. Tanto lo conosco. E noi ci vediamo alla prossima puntata qui con altri ospiti a Canzoni d'autore. Un abbraccio a tutti, ciao, alla prossima. Ciao a tutti.